Sono state 8 le persone a essere state identificate e denunciate all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato di Agrigento per la manifestazione non preavvisata ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle norme di sicurezza, poiché ritenuti promotori in occasione della festività di San Calogero lo scorso 5 luglio, nella giornata di domenica, di un corteo non preavvisato dal santuario di San Calogero fino al centro storico. Quest'anno, come è noto ed ampiamente diffuso, la processione e i riti tradizionalmente previsti per le festività di San Calogero sono stati annullati a causa dell'emergenza Covid-19, al fine di scongiurare gli inevitabili assembramenti. Nonostante ciò, domenica scorsa, i soggetti che sono stati denunciati senza alcun preavviso e senza autorizzazione, intorno alle ore 12, si rendevano promotori di una processione abusiva e di una minivara con un piccolo simulacro di San Calogero che veniva trasportato dal santuario stesso fino alla via Porcello, angolo salita Santo Spirito, dove veniva bloccata prontamente dal personale di polizia intervenuto. Il lavoro certosino del personale della Digos, che ha passato in rassegna numerosi filmati e fotogrammi, ha consentito di individuare i trasgressori e isolare tra questi coloro che con indubbio atteggiamento si sono posti alla guida della finta processione, di fatto promuovendone così lo svolgimento. I soggetti denunciati sono stati sanzionati anche amministrativamente per violazione delle misure di contenimento anti-Covid previste appunto dalla normativa. Intanto è bene ricordare che l'Associazione Portatori di San Calogero, a firma del presidente pedalino Salvatore, ha emanato un comunicato stampa dove informa che nessuno tra i portatori iscritto è autorizzato a indossare la casacca ufficiale per domenica prossima 12 luglio, seconda domenica di San Calogero, e partecipare a manifestazioni non autorizzate che violino l'inosservanza delle decisioni stesse.